l'area bacino di utenza per 5, 6, 700 mila abitanti del circondario. Questa è una grande sfida che penso che una maggioranza che si riuscirà a fare, perché non è detto, quindi anche voglio essere anche onesto in questo, noi non abbiamo ancora definito il quadro di maggioranza come Partito Democratico, stiamo ragionando di queste cose. Io penso che una larga intesa da fatta se riusciamo ad affrontare queste cose, se riusciamo a intendere lo stesso piano urbanistico comunale, se riusciamo ad intendere lo stesso piano commerciale, se riusciamo ad intendere qual è la zona nevralgica, importante, strategica, geograficamente anche posizionata meglio rispetto alle altre, e dire di no in alcune zone, di grandi sì in altre zone. Questa è la sfida che sta alle porte. Noi dobbiamo essere capaci di fare questo. Questi sono i temi, le aree, l'organizzazione del personale. Quindi voi lo sapete l'idea, quindi 27 nell'ambito di imprenditori a spiegarcela l'idea che ancora in embrione, che vogliono pubblicizzare, si erano interessati anche sulla Fragola, hanno preferito, anzi si sono tradotto virgolette innamorati del nostro parco, e tutto quello che potrebbe essere una nuova piccola Edelandia o media Edelandia, perché considerate che ho scoperto che l'Edelandia è tutte 55.000 metri quadri, quindi è un terzo del parco Lagno, escluso i calcetti di tennis, quindi questa Edelandia che noi da bambini immaginavamo forse che più piccoli, chissà quanti ettari di terreno rappresentati, in verità è un terzo del parco e realizzare tutte queste strutture in uno adibisce di Veneto che potrebbero rappresentare i servizi dell'Etterano, in una all'apertura attraverso il laminario, il cosiddetto laminario, l'apertura del laminario consentirebbe di fare senza unico di avere altri stati di collegamento all'interno del parco, di avere altri stati di collegamento tra Gravite e Gravite. Questo rappresenterebbe il laminario, me ne frega altamente di 70 appartamenti che due società dovrebbero costruire su 50.000 metri di terreno, allora, posto che non penso, non immagino che potremo andare a modificare il diritto di edificabilità di alcuni suoli, se non vorremmo andare poi incontro a contenziosi numerosi e molto onerosi per il comune. Allora, è giustificato anche questo momento di transizione, così io lo posso aiutare, quando c'è qualcosa di definito, non abbiamo ancora definito nulla. Abbiamo fatto tanti punti l'altra volta, ma quel Consiglio Comunale l'altra volta ha manifestato un clima diverso. E in questo la discontinuità, un clima diverso, più disteso, dove vengono interrogate proposte migliorative, dove se uno deve fare un passo indietro non si ostina, se uno deve fare un passo avanti non viene vista come una fuochina avanti. Allora il clima, anche quello dell'ultimo Consiglio Comunale è andato in questa direzione, però non c'è nulla di definito. Non c'è nulla di definito nemmeno se questa sera si approva il bilancio all'unanimità, semplicemente per favorire questo percorso di confronto che poi alla fine può comunque sfociare in un nulla di fatto e può comunque sfociare in uno scioglimento anticipato di questo Consiglio. Io reputo che se deve nascere questa cosa, questo progetto deve nascere queste basi solidissime, su questi grandi temi, sulla condivisione della realizzazione e del raggiungimento obiettivo strategico, che è quello del piano urbanistico, non solo quelli del piano urbanistico comunale, questi strategici della riorganizzazione del personale, sulla quale apro un'altra parentesi per chiuderla immediatamente. Io penso che noi dobbiamo cominciare, dobbiamo arrivarci. Ecco perché non ho condiviso l'eventuale rinvio rispetto a questo argomento, sì, si arriverà al rinvio, però anche questo detto a valle non è una condizione sine qua no, cioè non ripeto. Il Varo degli ultimi 2 anni vuole essere un ragionatore, non uno che propone e si ostina se non passa la parola. Vuole essere più uno che offre degli spunti di riflessione, perché questo deve essere il mio compito, non fare più partigiano. Ho detto a tutti quanti, non difenderò più posizioni singole, di deboli, e poi noi andiamo avanti in questo, sempre difeso un po' quelli più sgangherati, quelli più indeboliti. Spesso ci siamo ritrovati quasi a non avere neanche i numeri per poter approvare
10 famosi numeri da trovare, ma questo sempre perché a giusto rapporto ho sempre propeso le posizioni di minorità. Questo abbiamo dovuto dare atto, soprattutto quelli che abbiamo sostenuto fino ad oggi, che se avessi voluto non avere dei problemi e avessi fatto un po' di comita nel passato, oserei dire, se non avessi fatto il Peppe Parra, forse avrei vissuto questa mia carriera politica di sindaco un po' in modo molto più tranquillo, soprattutto negli ultimi 2 anni. E allora da questi spunti di riflessione io mi auguro che i partiti ricolgano un po', li approfondiscono e che diano delle risposte. Non è possibile che noi siamo tutti quanti, per esempio, d'accordo ad arrivare a un'organizzazione che comprenda 4, al massimo 5 aree, perché gli assessori la prossima volta saranno 4. Quindi cominciare ad abituare anche la classe dirigente, la classe politica a questo nuovo modello, a questa nuova organizzazione. Quindi io proponevo di farne almeno uno, che è quella più strategica in questo momento, che è quella finanziaria, che è quella dei tributi, cioè tutta quella parte economica finanziaria. C'era qualcun altro che proponeva 2, pure l'area ambientale, sorveglianza, il potenziamento dei vigili urbani, accorpare l'ambiente, il verde, e quindi un'altra area. In sostituzione comunque questo potrebbe portare dei miglioramenti nel nostro comune, perché farebbe leva su 4-5 persone altamente qualificate e responsabili, e altrettanto rischierebbe un meccanismo di premialità tra i dipendenti che andrebbero e potrebbero andare a ricoprire delle particolari responsabilità di servizi, perché i servizi comunque anche con la creazione delle aree non verrebbero soppressi, non ricoprire, perché ogni area sarebbe articolata e comprenderebbe diversi servizi. Ecco, queste sono le cose che vorrei fare. Una è quella di creare delle entrate strutturali, quasi la raccolta di dissesto finanziario. Stasera c'è la responsabile del servizio finanziario, con i mandati materialmente non siamo riusciti ancora a fare quelli di gennaio, quindi saremo 90 giorni, tecnicamente 90 giorni dietro ai pagamenti, perché noi paghiamo a 90 giorni. Invito ad andare a vedere nei comuni limitrofi quanti sono i mandati. C'è qualcuno di più sfiora l'anno, quindi anche da questo punto di vista questa preoccupazione non c'è. È un comune che in questi anni, e mi avvio alla conclusione, è un comune che in questi anni si è arricchito molto più di tutti gli altri comuni del Veneto. Noi abbiamo avuto una sorta di abbiamo avuto qualcosa come l'ingegnere Puglia ne può essere testimone, ma possono essere testimoni un po' tutti, anche gli assessori ai lavori pubblici del passato, gli urbanisti, eccetera. Abbiamo avuto un arricchimento patrimoniale di 40-50 milioni di investimenti che sono stati fatti in questi 7-8 anni. Molti di questi li abbiamo investiti sulle nostre proprietà, li abbiamo patrimonializzati, siamo molto più ricchi e una buona e oculata amministrazione ha fatto sì che tutti i costi della politica di questi anni siano stati compensati, se non superati di gran lunga, da una plusvalenza rispetto allo stato patrimoniale che abbiamo comunque portato con le nostre decisioni. Quello cioè di investire i proventi dai contori edilizi, quello di investire i finanziamenti, soprattutto quelli in conto capitale, sulle proprietà pubbliche, quindi Castello, Parco Tanti, via Nuove Veterie, Capitale Daniele, tutta l'illuminazione del centro storico partita, tutta l'illuminazione di via Nuove Veterie partiti, l'offratore di completamente. E allora oggi noi siamo patrimonialmente molto più ricchi, quindi distinguerei, fare una netta distinzione da quello che è lo stato patrimoniale del comune, perché magari un comune ricco o povero non si ha o meno 1 milione di euro in cassa.